insieme e apprendere cose nuove. Penso che sia, come assessore della cultura, ringrazio Danilo Lazzarini e la dottor Danilo Lazzarini e la dottoressa Elena Righetto per essere qui, per rappresentarci questo aspetto culturale, che penso sia un pezzo di storia della nostra civiltà, quindi sicuramente un ringraziamento va a loro. Vi do solo un flash, insomma, questa iniziativa, questa serata si introduce in un percorso che come comune abbiamo iniziato a giugno grazie al nostro concittadino Paolo Miante. Abbiamo fatto un percorso che è iniziato appunto con un breve flash di Paolo sull'origine dei Veneti antichi. Ci sarà questa serata, poi ne avremo un'altra il 5 ottobre sulla religione, il cui relatore sarà Paolo appunto Miante. Faremo poi un passaggio con la scuola, con l'associazione Venettekens, all'interno della quale rappresenteremo ai bambini un po' di quelli che erano i mestieri, o comunque una serie di scritture, anche trasmetteremo un po' la scrittura di una volta, quindi faremo anche un passaggio con i bambini. E poi abbiamo due eventi, che poi uno, quello del 9-10, che è la festa del cavallo presso il Parco Salvo d'Acquisto, dove ci sarà uno spettacolo, comunque un intrattenimento per tutta la cittadinanza. E infine concluderemo poi questo percorso a marzo del 2023 con il cosiddetto Battimarzo. Io vi ringrazio ancora per essere qui e lascerei la parola poi a Danilo e alla dottoressa Elena Righetto per partire. Ecco. Grazie. Grazie. E ora, intanto, non vi darà fastidio se mi parlo in lingua veneta, vero? Sì. A chi gli dà fastidio? 20 flessioni. Allora, partiremo con... intanto ringrazio tutti quanti qui che siete intervenuti qua, perché vedo anche tante, per le solite conferenze è tanto difficile portare le persone. C'è una certa forma di resistenza, anzi resilienza, che è un brutto termine, nei confronti dei libri, della cultura, però vedo che qualche briccia si fa nel muro, e soprattutto questa briccia mi è fatta quando si parla della nostra storia, quando questa storia viene portata sulle nostre radici. Vedo sempre di più che c'è una forma di reazione positiva nei confronti della gente, e soprattutto nei confronti della nostra storia, che è immensa, perché ora parleremo dei Veneti, delle festività, e dopo, prima Elena farà questa bellissima carrellata sui significati e sulle feste dei Veneti. Mi vi racconterò poi invece sullo stato culturale di quello che riguarda i Veneti antichi, e magari vi racconterò di robe che spero vi sorprenda, ma non più di tanto, perché se qualcuno mi conosce regala da sentire più di una volta, che però esalta in maniera positiva la nostra cultura. E mi lo trovo talmente vero, talmente potente, considerando che tipo tempo fa, quando si parlava di Veneti, ti faceva vedere il fiocco, roba che riguardava dopo il 1866, e quindi i Veneti imbriagoni, che faceva battute, che dovevi parlare di Veneti, dovevi per forza parlare di gente così un pochettino scassata, e che mo è un'immensità di culture, che basta appena scavare, è come se avessimo del metallo appena ossidato. Dite che passi solo che porta un po' di carta vetrata e viene fuori è specie, e diventa luminoso da quanta storia che io tengo. Ecco, quindi mi sono molto fiducioso che le robe vaga via migliorando, proprio perché vedo che nella nostra gente vi è sete di conoscere chi che siamo. E siccome noi siamo stati grandi e probabilmente continuiamo ad esserlo, anche se ancora non lo sappiamo, non resta altro che cominciare e dare le parole alla dottoressa Elena Righetto. Bene, signori e signore, buonasera a tutti e a tutte. Rinnovo ringraziamenti all'assessore e a tutta l'amministrazione comunale di Bovolenta, e soprattutto al mio amico Paolo, che ovviamente ci conosciamo da tanti anni, è un grande cultore della nostra cultura, scusate la ripetizione, però veramente è una gran bella occasione. Allora, la lezione, vedetela in questo modo che vi presento stasera, è in realtà un sunto molto veloce, perché ovviamente il tempo quello che è, e soprattutto l'argomento è decisamente copioso. Ogni tanto parlerò in lingua veneta, ogni tanto parlerò, scusami, in italiano, però purtroppo la deformazione professionale. Volevo ringraziare anche le mie studentesse
che ho visto del corso di storia delle tradizioni popolari, c'è anche Anna da qualche parte, e eccola lì. E volevo dire alle signore che se volete c'è posto anche davanti, se volete accomodarvi non vi preoccupate, perché sarà lunga, vi avviso che sarà abbastanza corposa. Allora, non se dà fastidio. Bene. Allora io ho preparato anche qualche slide per farvi vedere un attimino, poi ovviamente Leo vi spiegherà meglio il substrato culturale di cui andiamo a parlare questa sera. Di che cosa tratteremo? Di un argomento che mi permetto di consigliare. Ho trattato nei miei ultimi 2 libri, che li vedete qua, c'è qualche copia se poi siete interessati, e soprattutto l'ho trattato nell'ultimo libro, che è Calendario tradizionale veneto pagano, che ovviamente è il frutto di più di 12 anni di studi specifici sull'argomento. Perché si va a parlare di festività tradizionali? Perché nel Veneto, come diceva giustamente Danilo, non si ha la concezione di quanto in realtà tutto ciò che noi stiamo vivendo anche nel mondo moderno sia in realtà frutto di qualcosa di più antico, di più arcaico. A noi cos'è rimasto? È rimasto l'elemento del folklore. Ma l'elemento del folklore, anche questo lo sappiamo benissimo, che ha delle origini molto precise e puntigliose, oserei dire. Qui, come vedete, vi ho veramente preparato una schedina semplice in cui vediamo, vi ho mostrato lo stanziamento semplificato dei veneti che provenivano, secondo alcune teorie che io comunque come studiosa vado ad asserire, la provenienza dalla regione della Paflagonia, che quindi è dell'Asia Minore, ma non solo. I veneti come popolo, chiamiamolo proprio con il suo nome, appartenente alla cultura dei Campidurne, si è poi diffuso per tutta la zona indoeuropea, quindi della zona dal Baltico alle zone nostre. Quindi vediamo comunque una differenza, che poi non è una differenza, è semplicemente una specifica delle varie tribù dei veneti, che avevano le loro specificità, le loro differenze, però in realtà erano tutti parte dello stesso popolo. Quindi anche quando noi andiamo a parlare di divinità, non per togliere poi il lavoro che farà Paolo la prossima settimana, però devo un attimino anche contestualizzare la tipologia di divinità che venivano ovviamente onorate nelle nostre zone, e dobbiamo ricordarci che le influenze culturali che avevamo come popolo veneto non provenivano solamente dalla zona mediterranea, ma anche dal nord Europa, dal centro Europa e dalla zona, come vedete, della Venetia, dei Veneti retici, di Veneti norici. Quindi per quello ritroviamo anche nel folklore popolare, che poi ovviamente con i millenni si è arricchito sempre di più di elementi tradizionali che provengono anche da culture, come vi dicevo, chiamiamole fra virgolette nordiche, ma ovviamente dobbiamo sempre contestualizzare riferito a ciò di cui andiamo a parlare. La dea principale ovviamente per i veneti era Reitia o Reizia, come si voglia chiamarla, e dobbiamo ricordarci a partire da lei, cioè Reizia non era una dea madre, vi prego, anche lo dico sempre, anche le mie studentesse già lo sanno, non era una dea madre, era una dea Potnia Theron, cioè la signora degli animali, la signora dei luoghi selvaggi. Era colei che sostanzialmente era la dea madre del popolo, non era una dea madre vista come tale, quindi cerchiamo di toglierci anche alcuni aspetti di neopagani che ovviamente non sono concerni a ciò che andiamo a studiare noi. La divinità Potnia, quindi la signora degli animali, ha anche una derivazione mediterranea, pertanto quando noi andiamo a parlare di una dea di questo tipo dobbiamo ricordarci che era colei che... Ciao Marco, sei arrivato? Ciao. C'è posto di qua. non vuoi metterti in prima linea? Scusate, il mio collega Marco Antonio Soldati. Bisogna farsi riconoscere. Sempre. E quindi a lei appartengono anche degli animali, chiamiamoli totemici, questo nome non mi piace, chiamiamoli con il loro nome, sciamanici, nel senso di sciamanesimo europeo ed indoeuropeo. Questi animali li ritroveremo poi nella tradizione, quindi abbiamo il lupo, l'oca, il cavallo, ovviamente sacro ai veneti, e il leone europeo. La faccio veramente vedere velocemente. Questa immagine qualcuno la riconoscerà, ovviamente è un'immagine rivista
moderna della dea Reitia come Clavigera o Kleidukos, quindi colei che porta la chiave. La chiave ovviamente ha delle simbologie che sono sia iniziatiche, quindi del passaggio fra il mondo dei vivi e il mondo dei morti, ma anche il passaggio nelle varie età delle iniziazioni, quindi passaggio dalla fanciullezza all'età adulta, o dalla nascita proprio al momento del parto, quindi era una divinità che andava a proteggere il parto nel senso tale. E come vedete, anzi ve l'ho fatta, questa è una foto che ho fatto io, la apotrome che vediamo in parte è stata fotografata al Museo di Altino, in cui vediamo, vi faccio notare queste particolarità, una divinità, questa è di epoca romana, alata, ovviamente accompagnata da 2 leoni e con una fisionomia che a qualcuno, soprattutto alle mie studentesse, dovrebbe ricordare qualcosa, alle grandi dee europee mediterranee. Quindi abbiamo l'Artemide spartana e sempre un'Artemide o una Diana, comunque una dea madre, sempre collegata a degli animali totemici, e vedete che sono sempre gli stessi. Anche qui abbiamo degli animali che vanno a indicare la rigenerazione, come il cervo e come il lupo. Qui vi ho mostrato la Potnia di Crosso, quindi l'abbiamo studiata tutti nei libri di storia delle elementari, quindi la divinità cretese accompagnata da serpenti, quindi anche qui simbolo di rigenerazione, e la Potnia di Nicea, che è al museo di Istanbul attualmente, l'ho fotografata lì, e anche lei, vedete, è una divinità con una corona, turrita si dice, e anche lei accompagnata da leoni. Noi questa fisiologia di divinità la ritroviamo non solo nelle grandi dee europee, ma la ritroviamo in qualcosa che noi conosciamo bene. Quella che vedete è la dea Cibele, la statua. Anche lei era una dea dell'Anatolia, quindi di provenienza più o meno della stessa regione in cui provenivano i Veneti arcaici, o comunque una dei rami della tribus venetica. E vedete anche lei, una divinità regina, regale, turrita, accompagnata da leoni. E guardate un po' cosa vi ho messo in parte. In parte è un bellissimo dipinto che è del 600, ma come vedete, si vede un po' male, ma spero vediate lo stesso, abbiamo comunque Venezia rappresentata come una domina con i leoni alati, accompagnata da un entourage di divinità pagane. Su qua è un po' tagliata, però si vede il tridente di Nettuno, abbiamo Marte, abbiamo comunque tutte le altre, Atena o Minerva, abbiamo tutte le divinità pagane. Questo che cosa ci vuol dire? Ci vuol dire che la figura di Reitia in quanto regina e che dà segno di regalità la ritroviamo poi anche nell'iconografia attuale recente di Venezia. Non era solo questo, Reitia era anche una divinità liminale, quindi del confine. Al confine di cosa? Come vi dicevo prima, della vita, della morte, ma anche di altri elementi che poi faranno parte della religiosità proprio veneta e venetica, che sono l'acqua, il sangue, la terra e il mondo dei morti. Qui vi ho fatto, adesso vi spiego questa slide. Ho voluto proprio iconograficamente dimostrarvi come c'erano altre divinità simili a Reitia. Uno di questi era Triglav, che è una divinità slava, conosciuta nel nostro territorio con il nome di Trumusiatis Trumbusiate. Trumusiatis, la divinità dal triplice volto, è una divinità che veniva onorata soprattutto nella zona del Cadorino, quindi il lago era proprio il suo luogo sacro. Però vedete che è un uomo, è comunque una divinità con tipologia guerresca. D'altra parte abbiamo Ecate, che è una divinità potentissima, una titanessa, l'unica titanessa che Zeus ha voluto tenere all'Olimpo, e aveva, come vedete anche lei, triplice volto, triplice forma, ed possedeva gli stessi attributi che aveva anche Reitia, quindi soprattutto Ecate, la chiave, anche lei appunto clavigere, chirotrofos, quindi colei che protegge i bambini anche all'atto della nascita, e anche loro, queste divinità qui, erano liminali, oltre a essere triplici. Il triplice volto perché
perché si va sempre a guardare il presente, il passato, il futuro, il regno del cielo, quindi Uranias, Ctonia, cioè della terra ma del sotterraneo, in Alian, quindi dell'acqua in generale. Questi attributi appartenevano sia a Tromusiatis, che appunto come vi dicevo è una divinità anche simile a Hermes, Hermes Mercurio, quindi come messaggero psicopompo, e ricordatevi questo particolare, sia a Reitia appunto come divinità dal tante forme, dal multiforme aspetto, ma anche dalla multiforme utilità. Come vedete, ovviamente non posso ridurvi al nocciolo proprio la questione religiosa, poi mercoledì prossimo lo andrà a approfondire, come dicevo, il buon Paolo. Però dobbiamo ricordarci una cosa, che per i Veneti non esisteva una predominanza religiosa da parte femminile, quindi i Veneti non erano una società matriarcale, potevano essere una società matrilineare, nel senso che il potere, ma anche il nome di famiglia veniva passato da madre a figlia, ma non erano una società matriarcale, ricordiamoci, tanto non erano una società patriarcale. Dalle fonti storiche ed archeologiche che sono in nostro possesso sappiamo che comunque eravamo una società estremamente equilibrata, tanto che come in piccolo così in grande, dall'aspetto delle divinità si riusciva a capire anche l'aspetto proprio della cultura. Pertanto se c'era una divinità femminile estremamente importante, come suo paredro doveva esserci anche una divinità maschile di altrettanta importanza. Reitia non era una dea lunare, Reitia era una dea solare, tant'è che anche le sue sacerdotesse portavano sul copricapo un emblema che ricordava proprio il disco solare in sé. E il suo paredro era il dio, chiamiamolo Belenus, anche se è un nome più verso i Celto-Galli, però in realtà, o Aponus, quindi una divinità sempre solare, però un sole, il classico sole nero, un sole indoeuropeo, un sole che ritorna ad ogni sua generazione. E questo è il punto. Quando noi andiamo a parlare della cultura antica, delle festività antiche, che adesso andrò ad elencarvi, sperando di non annoiarvi, dobbiamo sempre ricordarci che per gli antichi l'importanza era di mantenere l'equilibrio. L'equilibrio per una società arcaica voleva dire attenzione a non sforare, quindi andare fuori del seminato, cioè di non far arrabbiare gli dei, e questo voleva ovviamente si andava a riproporre con il fatto che le coltivazioni ovviamente marcivano, vi erano inondazioni, soprattutto in un territorio come il nostro che è sempre stato particolarmente delicato, oppure vi erano possibilità di commerci che non funzionavano o altre calamità naturali. Quindi, onde evitare di incorrere nell'ibris, quindi nella tracotanza, di andare contro il volere degli dei, nelle culture arcaiche e, vi ripeto, di stampo sciamanico comunque, abbiamo sempre l'eterna tensione, l'eterna lotta, non fra il bene e il male, perché sono concetti ridicoli per i popoli antichi, ma fra il giorno e la notte, il sole, le tenebre, la vita, la morte, la rigenerazione, la germinazione. Quindi tutto ciò che doveva avere un ciclo doveva continuare ad averlo e doveva essere sempre uguale a se stesso. Qualsiasi evento che andasse a scombinare il piano, chiamiamolo così, ed andare a togliere questo equilibrio sacro, era veramente un grave problema. Pertanto i sacerdoti, le sacerdotesse, ma il popolo tutto, doveva sempre andare a riprendere questo equilibrio sacro, che era l'equilibrio naturale. Qui vi ho fatto veramente in velocità vedere dalle varie fonti ovviamente archeologiche come Reitia, vedete che tiene in mano la chiave, e come anche la chiave, che non è la chiave di Reitia, quella che vedete, quella lì sull'aclon, sul sasso sacro, sul sasso terminale, è anche simbolo di una barca solare. La barca solare per tutti i popoli indoeuropei andava a indicare quel mezzo, quello strumento che faceva in modo che tutti i popoli, tutte le persone, dopo la loro morte, potessero andare con questa barca solare trainata da cigni, ricordatevi, cigni o oche, potesse ripercorrere la strada che ritornava nel mondo degli Iperborei, da dove si dice che tutti i popoli
indoeuropei abbiano origine. Quindi questa chiave, ricordiamoci che la chiave di Reitia, detta così tra virgolette, ma la chiave sacra, aveva anche questa funzione, quindi quella psicopompa di aprire o chiudere i cancelli dell'aldilà. Se ci sono domande alzate pure la mano, sono qui apposta per voi. Qui ho fatto veramente, per chi vuole prendere appunti, ho visto qualcuno con gli appunti, qui ho fatto una carrellata velocissima delle divinità principali degli antichi veneti. Quindi abbiamo Reitia, Tromusiate, di cui abbiamo parlato, Artemide o Diana, ovviamente dopo vedremo perché, Aponus, Apollo, Aponus Termae, cioè le terme di Abano erano dedicate proprio al dio Aponus, Hermes, Ecate, di cui abbiamo parlato, Era Argiva, Gerione, il cui oracolo, che anche lui era un personaggio particolare, anche lui con tre volti molto molto particolari, e il suo oracolo era sempre nella zona di Abano Montegrotto, i Termonius Deivos, che sono le divinità dei terminus, quindi dei confini, preposte alla protezione del confine sacro ma anche privato, e gli Alcomnoi, detta proprio in venetico, cioè i Dioscuri, quindi i due fratelli Castore e Polluce, ovviamente, che richiamano anche alla costellazione dei gemelli. Quindi tecnicamente questa è una carrellata veramente molto molto rapida, se no dovrei parlarvi per ore, però queste sono le divinità da cui poi si parte con l'analisi, diciamo, del calendario nel modo più completo. Queste sono anche le loro caratteristiche, quindi sono psicopompi, quindi che riescono a portare il morto dal mondo appunto dei vivi, lo accompagna alla sua discesa nell'Ade, signori dei tre mondi, come vi ho spiegato prima, portatori di chiave, legati ai confini, dee madri del popolo, e soprattutto erano divinità salutifere sainanti. Infatti Sainate, Reitia, è proprio una dei nomi, delle apposizioni che veniva data alla divinità salutifera, quindi preposta all'acqua sacra e al risanare non solo le ferite evidentemente del fisico, del corpo, ma anche a livello spirituale e mentale. E questo ci porta al concetto successivo, che erano anche divinità oracolari, e questo oracolo, assieme alla facoltà sainante, era proprio legata all'acqua. Quindi i nostri antichi veneti, i nostri antichi padri e madri, erano legati a questi elementi, quindi al fuoco purificatore, che poi vedremo, all'acqua oracolare, sanatoria, sainante, psicopompa, quindi che collega anche quelli ai due mondi, e alla terra in cui si vive. A questo corrispondono gli animali totemici che ritroviamo negli antichi veneti: l'oca, cigno, l'oca, quindi anche questo animale di nuovo psicopompo che porta le anime dei morti; il cavallo, che oltre a essere anche questo un animale sacro a livello psicopompico, proprio così, ma anche era legato alla classe sociale degli equipetaris, cioè dei cavalieri. Equipet vuol dire cavallo, ed erano dei sacerdoti, probabilmente dei re sacerdoti, legati proprio alla figura del cavallo. E qua sarebbe da approfondire il discorso. Il lupo europeo, il lupo lovo, e il leone, come vi ho spiegato prima, il serpente, quindi animali sempre legati alla rigenerazione, e alle cornacchie, a cui i veneti dedicavano un particolare rituale, di cui poi vi darò qualche accenno. Allora, qui ho preparato un piccolo schemino che insomma vi do un attimo un accenno, poi ve lo ripropongo alla fine delle slide, per spiegarvi come funzionava in poche parole l'anno antico. Per gli antichi popoli indoeuropei non esistevano le stagioni, togliamocelo dalla testa, esistevano i semestri, quindi l'anno era diviso in due parti, come ovviamente estate e inverno. E questo dobbiamo stare attenti a non confondere la ruota dell'anno, anche qui, con elementi neopagani che derivano dalle più svariate religioni, che mettono insieme un po' tutto e fanno solo una gran confusione. Quello che noi dobbiamo ricordarci è che l'anno è diviso in due porte: i solstizi, quindi il solstizio d'inverno e il solstizio d'estate,
e ovviamente gli equinozio di primavera ed equinozio d'autunno. Ricordiamoci anche questo, che per gli antichi l'autunno non esisteva, non avevano questa concezione, cioè si passava con Samonius, quindi con la fine di ottobre per noi, proprio all'età, al periodo invernale. Le stagioni di mezzo non erano considerate come tali. E che cosa serviva per far restare l'equilibrio? Qual era il quid? Proprio come vi dicevo degli antichi popoli, soprattutto anche dei Veneti. Il quid era che il Sole, quindi l'astro, la stella iliaca più importante, non doveva mai perdere la sua forza. Pertanto noi quando abbiamo la discendenza ovviamente del Sole, sappiamo come funziona, quindi, cioè, spero di sì, quindi ovviamente sappiamo tutti cosa succede, alla evidente discesa del Sole, che per noi sappiamo essere ovviamente un'altra tipologia astronomica, gli antichi avevano il terrore di questo, avevano paura che il Sole non avesse più la forza di ritornare forte come prima. Ho paura anche adesso. Ma sento bianca a me, ma non stanno dicendo. Non sei così certo. Stai all'occhio tutti. Attenzione, perché ripensano che è dall'alto della scienza che tanto il Sole ritornerà la prossima. Secondo me no. 8. Ci troviamo per 6 mesi qua e voi vedete. Dipende dalla nostra forza e dalla nostra volontà. Esatto. Non sta da niente per scontato. Infatti gli antichi non davano proprio niente per scontato. Infatti, come vi dicevo, tutte le ritualità erano proprio volte ad aiutare il Sole a ritornare. Il Sole era visto, ovviamente, dobbiamo entrare in un mondo immaginifico, un mondo di simboli, un mondo di sincretismo. Il Sole era visto nascere come Sole bambino. Vediamo se qualcuno lo sa quando nasce il Sole bambino. Secondo me non lo so. Sole Invictus. Chi è che l'ha detto? Bravo, 10 punti. La nascita del Sole Invictus, quando è che rinasce il Sole bambino? Proprio a Natale, quindi il 25 dicembre, però in realtà sappiamo che il Dies Natalis Sole Invicti era la festa che poi, si è trasformata nella festa che poi sarà il Natale, quindi la nascita del Sole bambino, del bambino Gesù, ed è legata strettamente, adesso ve lo farò vedere, al periodo solstiziale del solstizio d'inverno. E quindi abbiamo del 21 dicembre fino al 25 dicembre che è un periodo di caos, perché per gli antichi pensavano che certi demoni solstiziali riuscissero a uscire dal loro seminato, quindi a portare scompiglio, proprio perché non dovevano impedire che il Sole bambino rinascesse, capite? Bravo. Segno sul registro. Segno sul registro. Allora, comincio da febbraio, anche se l'anno veneto ovviamente è rimasto con il suo inizio da marzo. Ma no, voi avete del dito spoilerato? No, io sapevo. È il battimarzo. Perché arriviamo al battimarzo? Perché si fa il battimarzo? Tanti dicono perché si faceva così. Sì, ma perché si faceva così? Grazie, che arriviamo tutti che si faceva così. Per arrivare al battimarzo, per questo che io ho voluto iniziare proprio dal mese di febbraio, perché dal mese di febbraio si iniziava con le purificazioni. In latino februaris vuol dire proprio febbre, quindi purificatorio. È il fuoco, che speriamo, insomma questa forse è un po' infelice dato il periodo che abbiamo passato, ma sappiamo che la febbre che viene dall'interno è, anche a livello alchemico ed esoterico, un fuoco che purifica e che butta fuori le tossine. Quindi per gli antichi romani e anche per i veneti che hanno mantenuto questa congiunzione culturale, è rimasto proprio il mese della purificazione rituale. Qui vi ho scritto, finché parlo voi potete anche leggere, così velocizziamo un pochino. Pertanto quando si va a parlare di febbraio sappiamo che per gli antichi era un periodo che non aveva così tanta importanza a livello culturale e cultuale, ma andava a preporsi proprio per il mese di marzo, perché a marzo doveva iniziare tutto. Anche la guerra? Esatto, Martius era l'inizio del mese agricolo, quindi delle attività agricole. Delle battute che non posso fare perché se... Perché non sono in diretta. Esatto. Cosa
E appunto quindi era il mese in cui si rigenera, e ora vi spiego perché. Marte, anche a livello, come dicevo, più arcaico, è il Mars Pater, Marte è il geminatore, colui che feconda la Terra. Quindi se noi non abbiamo tecnicamente una terra calda, fertile, fecondata, il seme di Marte va a farsi benedire, quindi non può avere quella forza germinativa che è propria sua della divinità. Pertanto febbraio la purificazione rituale e poi il Lupercalia. Il Lupercalia, che questa è una festività che abbiamo mantenuto anche noi e ce n'è traccia anche nell'antica cultura veneta. Il Lupercalia era una festività che veniva praticata alla metà del mese di febbraio proprio dagli antichi romani, in cui questi luperci, quindi dei ragazzi che venivano dedicati anche al culto di Marte, andavano in giro arcaicamente nel Latium con delle verghe di pelle di capra a fustigare le ragazze e le donne incinte per propiziarne la fertilità. Ovviamente questo è solo molto semplice, perché anche qui ci sarebbe da parlare per ore, però ricordiamoci che il nostro San Valentino non è altro che l'arcaico Lupercalia, e forse si divertivano un po' di più, questo non lo so. Sempre nel mese di febbraio, appunto per cominciare con poi parlare di marzo, mi devo soffermare un po' di più, abbiamo di solito la fine del Carnevale. Il Carnevale noi lo conosciamo per il Carnevale di Venezia, per tutte le cose meravigliose, ma in realtà, soprattutto chi ha studiato con me, sa che il Carnevale è un periodo estremamente infero, cioè proprio estremamente sotterraneo, ctonio, in cui abbiamo l'antico re Arlecchino, Helleking, quindi il re degli inferi, che anche lui è di derivazione sciamanica, proprio dell'antico Herlekan, cioè lo sciamano e la divinità preposta proprio agli inferi, proprio al mondo dei morti, e poi si è ripreso con il simpatico burlone Arlecchino, che in realtà non è altro appunto che una divinità molto molto potente, una forse delle più antiche. È, come vi dicevo prima, uno dei simboli del sole nero. Quindi abbiamo Arlecchino che con la sua finta allegria in realtà, e la sua maschera lupesca, perché anticamente Arlecchino aveva la maschera nera, quella come quella del lupo, di Ade, del dio Ade, e quindi anche qua ritroviamo vari elementi sciamanici, nonché il bastone, la clava, riportata anche da Ercole, che non era altro che proprio il bastone sciamanico utilizzato per certi tipi di rituali, ovvero l'asta della misurazione anche del tempo. E quindi lui si dice fosse questa divinità talmente antica, talmente potente, che nel periodo di Carnevale, ma non solo in questo, anche in un altro che poi vedremo, conduce la sua caccia selvaggia, la sua masnada infera, la sua cazza salvadega. Che cos'è la caccia selvaggia, in poche parole? È questa processione di morti non sepolti, di guerrieri, quindi abbiamo anche un richiamo a Wotan, quindi Odino con le Valchirie, la cultura nordica, di questo re degli inferi, che appunto porta nei cieli questa carrellata di morti, però di morti e di eroi anche defunti, accompagnato, attenzione, dalla sua controparte femminile. E chi era? Per le antiche leggende venete era Reitiana o Erodiana, la Redodesa. Vedete che il nome comincia sempre a ritornare, ovvero Diana infera, cioè colei che ha le corna come simbolo regale, simbolo lunare, e non era altro appunto che la sua compagna di giochi, mettiamola così, però sempre a livello di riportare l'equilibrio. Quindi durante febbraio... Tu escludi un legame Arlecchino-Dioniso? Sì. Lo escludi o no? No, non lo escludo. Se leggiamo anche i libri di Pellini o comunque anche vari testi, ne ho parlato nell'ultimo libro anche sul legame fra Arlecchino e Dioniso, era ovviamente abbastanza palese. Però dopo che lo mandiamo a Colombina, cosa che dice? Colombina quindi E a prossimo Afrodite. Quello ne parliamo dopo, non spoilerà. Sì, no. Tutto. Dai, su via Francesco. dopo me desmente qua. Vi faccio vedere, ovviamente questo qua è un simpatico, questo sarebbe il simpatico Arlecchino in realtà, carino, vero? Come vedete ha anche le corna regali del cervo, quindi
proprio l'antica simbologia arcaica nostra. Il cervo, sapete che perdendo le corna e rigenerandosele ogni anno è proprio un simbolo di regalità. Andiamo veloci perché sennò mi odiate e lo so. Quello che vi dicevo appunto di marzo, poi vado un po' più rapida, come dicevamo prima, si è mantenuto fino alla caduta della nostra Repubblica. L'ho messo fra virgolette prima che tu mi picchi. Caduto l'ho messo fra virgolette, se no dopo le prendo. Quindi marzo è rimasto, sempre sarà il nostro inizio anno. Il Batar Marzo, quello che volevo farvi vedere prima, in realtà si fa anche per un motivo molto molto pratico. Quando troviamo delle ritualità, delle tradizioni che comportino il dover battere, fare rumore, non è solo per allontanare gli spiriti negativi, ma si va proprio a ripescare un rituale particolare che veniva fatto nell'antica Roma i primi giorni di marzo, che era il rito del Carmen Saliare, quello che vedete qua sotto, appunto praticato dai sacerdoti di Marte, i Sali, Nos, Mase, Siuate, che andavano a invocare il dio Marte. Pensate un po' che nelle primissime, qua sono dovuta andare a chiedere a mio papà e ai miei nonni, quindi quando si faceva il battimarzo nella zona della Riviera del Brenta, ovviamente io abito a Mira, si diceva che bisognava scacciare o chiamare il vecchio Marte, Mamurio. Quindi il vecchio Marte era rimasto Mamurio, questo personaggio, questo vecchietto che bisognava scacciare, era rimasto col nome Mamurio, più chiaro di così. E quindi vedete anche qua il richiamo al rumore che non solo allontana ma aiuta. Ovviamente qua abbiamo, con il discorso della primavera, abbiamo l'equinozio di primavera, quindi la rinascita, okay, della divinità, la rinascita del nuovo dio, del dio maschile fresco, bello pimpante, ma anche della divinità femminile, Core Ludera. Ludera per gli antichi veneti era il nome di Proserpina, cioè la giovane dea che era stata rapita dal dio Ade, quindi vedete anche qui un parallelismo sempre con il nostro amico Arlecchino, portata negli inferi durante l'equinozio di qua d'autunno e ritornante proprio nel periodo dell'equinozio di primavera. Quando noi andiamo a parlare, vado avanti perché sennò della mensilità, vedete, di marzo, come vi ho spiegato, è il seme che viene piantato proprio nella terra. Aprile, Aperires, era il mese, la mensilità dedicata alla divinità che noi chiamiamo Venere, Aperilis, quindi proprio a Venere, Afrodite. Venere, Afrodite, in questo caso non sono andata troppo nel dettaglio, però è rimasta proprio l'uso di dedicare il mese a Venere, in realtà è rimasta anche nella storia di Venezia, perché quando noi andiamo a vedere quando è nata Venezia, quindi 25 marzo la sua fondazione, poi il 25 aprile con il boccolo, in realtà sono riuscita, poi ne ho approfondito bene nel libro, a trovare anche dei parallelismi con la mitologia esoterica riguardo ad Afrodite e a Venere proprio in quei giorni di aprile. Anche qui abbiamo la quaresima e la mezza quaresima, che di solito può essere fra marzo e aprile. Io l'ho voluta mettere ad aprile per una questione più pratica. Anche ad aprile abbiamo i roghi della mezza quaresima, quindi qua iniziamo a vedere i primi roghi rituali. Come vi ho detto all'inizio di questa lezione, questa conferenza, i veneti erano molto legati anche al rogo rituale, cosa che non ritroviamo invece nella religione romana, ma ritroviamo in tutta la compagine culturale indoeuropea. Perché il fuoco? Il fuoco perché è purificatore, il fuoco ti dà quella spinta alla rinascita, alla purificazione che va sia da fuori che da dentro, quindi comunque ha una simbologia parecchio importante. Pertanto noi vediamo ritualmente e in modo preciso, solo che non ci facciamo caso, la presenza di questi roghi rituali nelle varie cadenze calendariali della tradizione veneta. Il primo è proprio quello della vecchia da Quaresima. Da noi non si fa molto,
Però in varie zone, ad esempio della montane, ma come avete letto dalla slide anche a Venezia, si faceva questo rogo di questa veccia, ed era una delle prime vecce che veniva bruciata, perché noi sappiamo che ce ne sono altre. Maggio, quando andiamo a maggio noi, fate vedere l'oscuro fuoco della terra, se io vi dico maggio voi pensate a Maria, alla Madonna, ai fioretti. Cosa c'entra il fuoco oscuro della terra? Perché in realtà anche qui le ritualità che sono dedicate alla Madonna, in realtà erano dedicate a delle divinità femminili molto più potenti e più antiche. Una era Maia. La Madonna. La Madonna. Una era Maia, la madre di Mercurio, e l'altra era proprio l'iconografia della Magna Mater che noi conosciamo in tutta la cultura mondiale, europea. Io qua vi ho presentato la divinità, la dea Iside, come colei che dà il latte, quindi colei che è la madre proprio del nuovo sole, in questo caso ovviamente sappiamo tutti che è Horus, il figlio, il dio legato al sole. E vi ho posto anche proprio l'iconografia della Madonna e vi faccio notare che cosa sta facendo, cosa sta pestando. Le corna, quindi il simbolo della falce lunare. Questa iconografia qui la ritroviamo molto spesso anche a Venezia, a Scuola Grandi di Carmine, totalità è proprio dedicata a questo tipo di tipologia mariana. Non solo sta pestando le corna della luna, quindi il richiamo all'elemento lunare, ma anche il serpente. Ovviamente si sa che è perché la Madonna sconfigge il male, si è rappresentato il diavolo, è rappresentato il serpente. Non è solo così. Quello che noi ricordiamo di maggio, ormai noi non lo facciamo più, purtroppo si è perso l'uso, è quello del calendimaggio, del palo di maggio, che anche questa è proprio un'usanza che proviene dalla parte del centro-nord Europa, ma ha una valenza erotico-fallica e soprattutto anche in Sicilia lo facevano. Sì, infatti avevo letto anche questo. Sì. Allora c'entra qualcosa del padre Cuccagna adesso? C'entra niente? Allora, siamo al ni, ti rispondo con un ni, nel senso che il palo della Cuccagna ha sempre la stessa valenza ovviamente fallica, quindi avete capito, sarà che ve lo spieghi. Però rompendo il palo della Cuccagna, rompendo anche la pignata o quello che è, ovviamente si distribuiscono i doni, quindi c'è tutto il rapporto, quindi visto proprio dall'inizio alla fine, quindi come inizia a come finisce, quindi con il parto tecnicamente di questa pignata che poi darà i doni, mentre con il palo di maggio non abbiamo questo rituale completo, ma abbiamo solamente l'inizio, quindi proprio l'entrata del palo nella terra, quindi il maschile e il femminile che si incontrano. E non è un caso che avvenga proprio nella notte di Valpurga, in cui si dice che le streghe facciano le loro cose, mi non so mai viste. Comunque perché? Perché erano sempre notti particolari in cui tutto era rivoluzionato, tutto si poteva fare, in cui non c'erano più freni, non c'erano limiti. E per ritornare alla religione romana, che poi è parallela a quella veneta per certi punti di vista, abbiamo l'ultima festività di Venere, dedicata a Venere, in cui era molto licenziosa, molto particolare, in cui anche le prostitute, diciamo, si davano la pazza gioia a gratis, quindi era un periodo in cui si doveva per forza fare sesso, diciamola, quindi doveva proprio esserci un'eroticità, un motivo di espandere, di dare fertilità in modo evidente, senza limiti, senza freni, però ovviamente sempre all'interno di un periodo. Quindi ricordiamoci che i calendari antichi, ma anche quelli moderni, se ci pensate, ci danno sempre qualche giorno di licenziosità, qualche giorno in cui tutto è possibile. Periodo di Capodanno, notte di Capodanno, quello che sia da Capodanno si può fare tutto. A Carnevale, ogni scherzo vale, a Carnevale abbiamo la maschera, a Carnevale possiamo fare tutto quello che vogliamo, tutto si rabalta, tutto si rigenera. Perché? Perché se noi abbiamo questi periodi particolari, lo dico adesso che così poi non ve lo ripeto, questi periodi di particolare libertà, rovesciamento di ogni struttura sociale, struttura culturale, allora si può mantenere a livello esoterico l'equilibrio, perché l'equilibrio per rimanere tale bisogna che vada rotto.
ma se noi come persone lo rompiamo in periodi dedicati, quindi in periodi che sappiamo che quell'equilibrio va rotto e poi va ripristinato, non c'è il rischio che questo equilibrio si rompa in momenti in cui non deve rompersi. Avete capito cosa intendo dire? Ovviamente giugno siamo con il periodo del solstizio d'estate e abbiamo l'altra porta del sole. Quindi abbiamo la porta del sole, vediamo chi si ricorda San Giovanni, se è Battista o Evangelista, vediamo se qualcuno si ricorda. No, non posso fare queste domande. Battista o Evangelista? Battista, quello che perde la testa, chi è? È il Battista, oh là, è proprio lui. E perché è festeggiato proprio nel periodo vicino al solstizio d'estate? Perché anche qui, dopo ricordatevi, ne parleremo per il solstizio d'inverno fra poco, guardatevi la slide, ma il periodo solstiziale per gli antichi calendari era sempre di 3, 4, 5 giorni. Per il solstizio d'estate continua un po' di più. Quindi abbiamo il 21 giugno, che è proprio il solstizio astronomico, in cui anticamente si svolgevano questi enormi roghi votivi solari. Quindi potevate immaginare in tutto il Veneto antico, in questi santuari enormi, proprio veramente ovunque, che si facevano questi rituali con dei roghi assurdi, giganteschi, ed è rimasto in alcune zone, anche qui montane. Da noi in pianura non si sono più fatti i roghi per il solstizio. Meglio che no, forse devo fare quello. Però a noi cos'è rimasto? È rimasto, come vi dicevo, San Giovanni e la barca del San Piero. Vi faccio notare qualcosa di più particolare. Sappiamo tutti che a San Giovanni si fa la guazza con i fiorellini e le piantine. Bene. Sappiamo tutti che il 28 si fa la barca di San Piero. Perché? Perché lo fanno tutti su Facebook. Quest'anno non ne potevo più di vedere guasse e barche, sarà Facebook per 3 giorni. Perché? A livello sempre esoterico, a livello alchemico, a livello arcaico, dobbiamo ricordarci che la purificazione e il rinnovamento avviene sempre per diversi step, per diversi passi. Il primo passo è quello legato al fuoco, il secondo passo è legato all'acqua, quindi l'acqua ovviamente potenziata dalle erbe, quindi dalle proprietà curative dei fiori e delle erbe, per poi finire, attenzione, con la barca del San Piero, quindi con il discorso del vento. Vedete perché del vento, dell'aria? Perché in realtà, se noi ci pensiamo bene, la stessa guazza che si prepara a San Giovanni dovrebbe essere, per la tradizione, trattenuta, messa ovviamente in un luogo sicuro, esposta fra il 28 e il 29 di giugno alla luce lunare, e dove si deve rompere l'ovetto, quindi solo la chiara d'uovo, affinché si formino le vele. E si dice che proprio sia San Piero o la mare di San Piero, la mamma di San Pietro, la strega tempestara, che poi porterà di solito ai temporali che avvengono in questi giorni successivamente, a soffiare nelle vele proprio per ingrandirle. Vedete il passaggio qual è? Luglio vado abbastanza veloce perché è il mese proprio dedicato al 2 paraedri, quindi a Diana, Apollo, e in questo caso a Reitia, inteso come abbiamo inteso prima, e a Ponus, quindi la parte lunare e la parte solare. Mentre per agosto la cosa importante che volevo farvi notare è perché noi facciamo Ferragosto, qual è la tradizione, l'origine dei fuochi che andiamo a vedere sempre. In realtà i fuochi di Ferragosto e la festa dell'Assunzione di Maria non è altro che un copia e incolla che è stato fatto da Pio II all'epoca delle festività dei Nemoralia, che erano dedicate alla dea Diana. La dea Diana che discendeva dal cielo per andare a salutare il suo amato Viribio, che era il Rex Sacrorum, quindi il re sciamanico del bosco di Diana a Nemi, e poi dopo averlo salutato ascendeva al cielo vincitrice il giorno 14 e il 15 ritornava alla luna, quindi ridiventava la regina, si riappropriava del suo territorio, del suo terreno ovviamente di potere.
questo è diventato l'ascensione di Maria, cioè Ascensio Dianae, Ascensio Maria, cioè la stessa identica cosa. I fuochi erano utilizzati proprio perché, e anche adesso, non è altro che, eccolo qua, ve l'ho fatto vedere, Diana, la Madonna e il suo simbolo lunare, non erano altro appunto che l'aiutare, vedete, il sole, quindi il sole estivo che sta ormai dando gli ultimi, perché ad agosto ormai comincia dopo il 15 di agosto, piova di agosto rinfresca il bosco, sappiamo, abbiamo visto che quelle giornate cominciano a rinfrescarsi proprio per quello, perché il sole sta perdendo, quindi diamo l'ultimo sprint e poi succederà quello che deve succedere. Ora, giorni ormai che sono appena passati, quindi l'equinozio di autunno. L'equinozio di autunno abbiamo la bilancia, come vedete, e il richiamo a San Michele Arcangelo, che non è altro, ovviamente a livello sempre antico e pagano e popolare, il richiamo alla divinità particolare come Hermes. Infatti io ve l'ho proprio fatto vedere, qua l'abbiamo tutta. Hermes, però è un po' San Michele, un po' la bilancia, non si capisce tanto neanche io. Ma è esattamente così, perché è il periodo in cui, come avete visto, Dio Sole comincia a rientrare nella madre terra e abbiamo un rientro verso dentro noi stessi, dentro proprio all'intimità anche della persona, e ovviamente questo va di pari passo con la tecnica dell'agricoltura, perché noi tutti sappiamo bene che adesso si vendemmia, adesso si comincia a tirare su le ultime cose, si comincia a seminare per i mesi autunnali e invernali, per quelle poche cose che si possono tirar su, ma in realtà poi la terra non è morta, è semplicemente a riposo. Quindi ricordiamoci che l'equinozio di primavera per gli antichi intendeva dire il seme che è dentro alla terra c'è, non è morto, ma deve solo aspettare cosa? Marzo, l'equinozio di primavera, che là ci sarà la forza germinativa affinché questo seme possa uscire. Capite? Sono concetti abbastanza complessi se non si è proprio della tematica, però spero riusciate comunque sempre a seguirmi. Ottobre e novembre li tratto ovviamente assieme. Noi tutti sappiamo che ottobre e novembre sono i mesi dei morti. Perché sono i mesi dei morti? Voi dovete sapere che per gli antichi romani ottobre non era un mese infero, ma lo era maggio, come vi ho detto prima. Il periodo legato ai morti e alla semina deriva proprio dalle culture di confine, come vi dicevo, ma era anche proprio una cultura veneta. Come vi spiegavo prima, i veneti in questo periodo, che adesso vi dico come si chiama, praticavano un rituale particolare che ci viene tramandato da Teo Pompo, che è uno scrittore greco, in cui abbiamo la presenza di questa semina alle cornacchie. Quindi una delle divinità, o forse un aspetto della divinità legata ai confini e ai limiti per i veneti, era proprio la sacra cornacchia, il corvo. I veneti cosa facevano, gli antichi veneti? Preparavano delle focaccine ben condite, ben proprio curate con estremo dettaglio, legate con dei fiocchetti, dei legacci rossi che però non ci sono pervenuti, e portavano queste offerte ai campi dopo che erano stati appena seminati. Perché? Perché pensavano che placando la golosità delle cornacchie, quindi se le cornacchie si fossero messe a mangiucchiare, a becottare le offerte che loro preparavano, ovviamente avrebbero lasciato stare le sementi che erano appena state seminate, altrimenti avrebbero rovinato i raccolti. Quindi pensate un po'. Qua vi ho fatto vedere quello di cui vi parlavo prima, che era la masnada infernale di Diana e Arlecchino, quindi la caccia selvaggia. Perché questo è il periodo da ottobre, quindi dal 31 ottobre, la festa che noi chiamiamo Halloween, in realtà il suo nome è Samhain, Samonios o Trinuxium Samoni, cioè le 3 notti di Samonios. Samonios vuol dire periodo della semina, ma è anche il contatto con gli antenati. Quindi questo era un periodo estremamente sacro, proprio di confine, che si sottigliava il confine fra mondo dei vivi e mondo dei morti, ma era un confine che si poteva, vedete anche qui, un periodo di, come dire, disambiguo, un periodo di problematica, però era un periodo che veniva fatto apposta in modo tale che le persone potessero andare in contatto con i propri defunti senza avere tanti rischi.
Qui che cosa sappiamo noi dei Veneti? In Veneto c'è rimasta la processione dei morti, quindi queste anime del purgatorio che escono dal cimitero durante proprio la notte fra l'1 e il 2 novembre, però guai a guardarle, a vederle, altrimenti veniamo portati giù negli inferi con loro. E quindi questo è proprio il tabù che veniva dato, cioè tu puoi venire in contatto, puoi andare in contatto con i tuoi antenati, però non devi seguirli perché non è il tuo posto, non è il tuo momento, quindi non guardare dove non devi andare. Quindi pensate un po' anche quanto gli antichi, anche i nostri nonni, quindi le civiltà contadine, avessero in grande considerazione l'aspetto della morte visto come rinascita poi. Questo è quello che vi dicevo, anche il discorso delle fave, delle favette, i dolcetti che abbiamo noi, le fave dei morti, anche questo deriva da un'usanza romana che era proprio quella del pater familias, che lanciava dietro le spalle queste fave, non dolci ovviamente, per allontanare i manes o le larvae e quindi gli spiriti negativi della famiglia. Ve la faccio breve anche per il discorso di novembre. Da Trinuxius Amonis fino al 11 novembre sono le 12 notti sacre, le Dodecae Noctis. Le 12 notti sacre le troveremo anche alla fine di questa carrellata, nel periodo che va fra Natale e la Befana e l'Epifania. È proprio lo stesso periodo. Le notti sacre per gli antichi erano estremamente importanti, perché erano il periodo di, anche qua, disequilibrio, però c'erano degli spiriti, delle divinità preposti a mantenere l'equilibrio stesso. Cos'è che mangiamo noi a San Martino? L'oca. La dea Oca, la dea del buon gioco, del gioco dell'oca, non è altro che questa divinità psicopompa di cui vi ho parlato prima, dei piedi palmati, e qua mi rispondo alla domanda di Francesco, legata anche ad Afrodite, perché Afrodite, Anarate, uno dei nomi di Afrodite è Anarate. Come diciamo noi in Veneto? Anara o Arna. Però Anara, la radice indoeuropea An, vuol dire proprio stella, legata alla stella del mattino, intesa come Venere e Lucifero. Quindi il legame fra l'oca, Venus, Anarete, quindi la dea Venere legata al mondo degli inferi, è proprio la stella del mattino e della sera. Quindi abbiamo una divinità che, come vedete, comunque l'ho spiegato meglio nel libro, ha dei risvolti che sono veramente enormi, però è sempre la stessa funzione di dea che porta giù i morti. In questo caso che cosa fa la dea Oca? Che cosa fa? Prende tutti i defunti che sono rimasti in giro durante il periodo delle 12 notti e il giorno di San Martino li riporta giù con lei, perché non ci devono essere morti che girano, diciamolo proprio brutalmente, fino al periodo di Natale, perché nel periodo di Natale ci sarà un altro sconvolgimento che ora vedremo, che è quello legato ai demoni del solstizio invernale, quindi non ci possono essere altre interferenze. Vado un po' veloce, ho finito, prometto che ho finito. Qua noi ci ricordiamo del periodo di dicembre legato ai demoni solstiziali, come quello che vi dicevo, ma anche legato ai santi portatori di doni. I santi portatori di doni quali sono? San Nicolò, San Nicolaus, Santa Lucia e poi? Non so vi ricordate. Babbo Natale. Oh, grazie, grazie. Babbo Natale, proprio il buon Babbo Natale che è sempre San Nicolò. Però ovviamente noi chiamiamo San Nicolò Babbo Natale, ma in realtà non stiamo proprio dicendo una cosa corretta, perché il vero Babbo Natale sarebbe Cronos Saturno, perché il mese, ve lo faccio rivedere, no, ve l'ho spoilerato, vedete il buon Cronos Saturno, il dio del tempo, il dio dell'età dell'oro, il dio che va a riprendere e riproporre l'aurea età in cui Saturnia Tellus, l'Italia, la nostra patria, intesa come regione ovviamente storica, era il fulcro del mondo, in cui gli dei abitavano in Saturnia Tellus, e il dio protettore dell'Italia è proprio Saturno, Crono. Anche qua proprio con il Krampus, che insomma sapete tutti bene o male la fisionomia del Krampus, e San Nicola,
vediamo proprio l'eterna qua lotta sì fra il bene e il male, fra le tenebre e la luce. Però ricordiamoci anche che i Krampus non sono cattivi, sono un richiamo, anche qui sciamanico arcaico, proprio del dio oscuro, del dio sotterraneo. I Krampus sono Arlecchino alla massima potenza, sostanzialmente, più cattivi e pucciolenti. Sono bravissimi quelli che fanno, ma sono terrificanti. Però non sono nasali, sto anno. No, sul serio. Sì, sì. Abbastanza. Anche Santa Lucia ha dei richiami con Ecate, adesso penso che lo vediate tutti, non serve che io ve lo stia a spiegare. La corona di luce, colei Lucia, colei che porta la luce, colei che protegge i bambini, legata all'asino, legata al lupo, legata a tantissimi elementi. E ovviamente, come vi dicevo prima, il discorso della nascita del Gesù bambino, quindi del sole nuovo, che è anche legata all'elemento mitraico dei rituali e della religiosità di Mitra, che era appunto l'antico, possiamo chiamarlo così, una delle antiche fisionomie che poi è stata ripresa dal cristianesimo per costruirci attorno alla figura proprio di Cristo in sé. Quindi ricordiamoci anche queste cose. Poi prometto che gennaio, Januarius, l'ultima porta di Giano. La porta di Giano, come vedete anche qui abbiamo una fisionomia che ho voluto farvi notare, che è quella del giovane e dell'anziano, ma non è solo quello, perché quell'anziano lì non è semplicemente l'anno vecchio che se ne va. Quell'anziano è Cronos, ma è anche Fauno, quindi è sia il tempo antico, sia il periodo di tempo che non ha regole. Il Fauno ovviamente è una creatura bestiale che non ha logos, non ha coscienza, e quindi finisce anche tutto quello per riproporsi come giovane. Beh, qua insomma vado avanti, volevo farvi solo vedere che non è rimasto niente non è cambiato niente. Questi erano dei terminus, quindi dei tempietti che venivano costruiti sia come tomba che come piccoli santuari messi nei crocicchi e nei confini anche dei campi dagli antichi romani, e se voi guardate le edicole votive dei santi, poco è cambiato. L'ultima cosa, poi lascio la parola a Leo. L'ultimo rituale, l'ultimo grande fuoco dell'inverno. Finite le 12 notti sacre dell'Epifania, si brucia a veccia, si fa il pane e il vino. Questa veccia, ovviamente anche qui l'ho sempre approfondito nei testi, è la redodesa che vi dicevo prima, la mater antiqua. Quindi la vecchia è la vecchia dea, la vecchia terra che non è morta, perché noi non è che la uccidiamo, non va uccisa la redodesa, va bruciata, e noi sappiamo, dopo quello che vi ho spiegato, che il fuoco purifica, porta in alto le preghiere agli dei, quindi vuol dire che non viene uccisa, viene rinnovata, si rinnova, e le ceneri andranno poi, secondo le varie ritualità dei pane e vin che ho descritto nei testi, verranno poi anche sparse nei campi per permettere proprio a Marte, o comunque al dio, al giovane dio, di rifecondarla. E basta, insomma, qua vi avevo fatto un po' di riassunto, ma direi che chiudo. Qua ci sono i miei libretti, se avete piacere di leggerli, e io lascio la parola al mio caro Leo. E di comprarli. E di comprarli, beh certo, perché Allora, grazie vai. per la pazienza. La parola al buon Leo. Bene, dopo sta, a mio parere, molto interessante, ma non avevo dubbi, tanto so benissimo la capacità di Elena, la capacità di studiare anche tra le pieghe, le robe, perché molte volte quando si studia, signori miei, non è così semplice il dovere esprimere un'opinione, perché bisogna cercarla tra le righe. Pararia strano, ma nella maggior parte dei testi trovi semplicemente una pattina che ti racconta robe, non certamente il cuore, lo spirito, la carne e il sangue. E questo vale per le forme rituali. Non so se voi conoscete Stella d'Arlecchino, che è Elena che ha appena espresso, ma se è di una profondità e di una bellezza incredibile. Quello che noi vediamo come un piccolo buffone, seppur molto scaltro, in realtà assumeva nei suoi contorni una spiritualità terribilmente più profonda, no?
E questo vale soprattutto, direi anche, per la storia del nostro grande popolo, del popolo dei Veneti. Che quando mi trovo a parlare un pochettino in giro, quando che la gente mi vede, ma davvero si dire che sei così? Ma davvero? Perché se te trovi, prima di tutto, mi viene a dire che addirittura uno mi aveva detto che i Veneti non esisteva prima dei Romani, esisteva un connubio tra Romani e Ugani che si incalmava praticamente, e ognuno fuori praticamente i Veneti. E certo che, guardando ben Rio, non so che non ne manca e fonti di riferimento storico sui Veneti, che c'è tantissimi che parlano dei altri Veneti. E se questo è strano, no? Noi ci limitiamo a un'azione completamente deculturalizzante, quando che di fronte invece abbiamo una pletora di documenti e di studiosi e di poeti che parlano altri che dovremmo anche essere stufi di sentirne. E non parlo del Serenissima Repubblica, ovviamente, che viene descritta nei libri di storia italiani come la più grande delle repubbliche marinare, caduta da Formido, entrata finalmente in Italia, Santa Sie. Cacchio, 1400 anni di storia, un trafitto di righe. Se resta buono far meglio anche a me, ma anche a mio nonno che gli ha fatto del meglio dall'alto al suo terzo elementare. Se mi vi dico che siamo altri Veneti, se mi vi dico che siamo il popolo, probabilmente non il popolo più antico, ma il più antico d'Europa, che dà una prima man di cultura, una coinè a tutta quanta l'Europa, chi devo altri stupire? Lo sapevi? No. Lo sapevate? Non lo sapevate, immagino. No? Neanche voi altri. Noi altri si limitiamo alla storia del Serenissima. Posso alzarmi, che mi stui l'affare che mi uccide. Me lo va via idiotrie. Allora, considerate, facciamo finta di parlare esclusivamente di ciò che dice anche fonti romanzate. Di solito parto dall'Iliade, no? Voglio sapere che noi siamo l'unico popolo scritto all'interno dell'Iliade ancora esistente. Ora, molti mi dicono, sì, ma tanti che ha detto di essere originali da Troia e stato. Sì, ma io dico che ho detto Eoli, non altri che ho detto chi che l'ha scritta. E quando che Omero parla di Veneti, dice che li vedeva Pilemene delle forti genti venete della razza delle mule selvagge. Noi altri siamo a fianco dei troiani in quella guerra. Quindi, Strabone che ha detto, ma sti veneti che saranno chi geri? Probabilmente si geri in Paflagonia, che se Nasera Turchia, per favore, l'Anatolia, perché sento alcuni, i vecchi turchi, no, non c'entra niente. Dice semplicemente le popolazioni che abitavano in quella zona, si chiama Paflagonia, tanto se è vero che quando Alessandro Magno va, trova ancora di veneti in quella parte. E comunque, a fianco dei troiani, all'indomani della morte del Pilemene, che Pilemene che aveva due figli, Antifo e Mestle, gli va prima in Tracia e dopo va su e va nel Golfo Adriatico, dove Antenore forma prima Altino, si afferma a Castello probabilmente, dopo se ne dà dall'Altino che si chiamava Antenorida e poi probabilmente fonda Padova. Ora, qualcuno mi dice sì, ma questo è un mito. Vi rendete conto che è una stupidaggine dirlo, perché invece Romolo e Remo? Mica credo, e che credo anche che Lupi abbia lettai. Però se che credo a quello, non posso per me scadere sul fatto sì, ma, d'accordo? Tutte le fonti antiche parlavano di questo, quindi noi altri, all'indomani della guerra di Troia, se troviamo a ritornare su, troviamo gli Euganei, dove che Tito Livio parla che scaccia gli Eugani e quindi si insedia in quella che diventerà poi la Venetia ed Istria e gli forma quello che diventerà anche nel nome, nel toponimo, a terra che noi riconosciamo. Però facciamo anche un piccolo passo in avanti. Qui da Paflagonia non è la prima volta che si trova i Veneti, perché Dione Crisostomo e anche un tale Ariano parla che i Veneti già erano presenti nella Venetia molto prima della guerra di Troia. Adesso qua veramente potremmo andare all'interno del mito. Però abbiamo un'altra fonte archeologica, Devoto, Crane, a scuola polacca, a scuola tedesca e anche a scuola inglese attualmente. E i francesi, concetto Jean Macal, che è un celtista convinto, che però parla di Veneti in maniera completamente diversa, insegna storia antica a Sorbonne, quindi è un personaggio abbastanza importante. Sul libro Il Celtismo, pagina 170 del suo libro, potete trovare cosa che io dico di Veneti e dopo vi dirò.
Però, qual è il filo conduttore che noi altri troviamo nei Veneti? Noi altri, perché siamo così importanti per la storia europea? Perché introducemmo un rito completamente diverso da quello che c'era prima. Come che parlava prima Elena? I campi diurne. Cosa sono i campi diurne? Noi altri, invece di inumare i corpi, i brusavimo. Perché mi viene a fare battute perché questo tempo di mancanza di gas si riesce a... Però i corpi non bruciano così facilmente, quindi dovremmo consumarne di più. Ma al di là delle battute, in realtà traffidare a Madre Terra e Padre Cielo cambia completamente il discorso. Una è un'attestazione che polvere sei e polvere ritornerai. L'altra è invece dire sì, mica una parte terrena, ma in realtà vuole anche una parte che ascende al cielo. Quindi la cremazione tipica dei popoli guerrieri significa semplicemente che mi attesto e affermo violentemente e potentemente che non so soltanto che terra, ma so anche cielo. Ora, tutte le scuole che noi altri sentimmo parlare, parla del toponimo veneto collegato a quello che ti trovi a questi cimiteri che si chiamano proprio i campi diurne. E da dove si chi trae origine? I trae origine da quel che è all'Usazia. All'Usazia è una terra vi sia Polonia, derivante da cultura, un pochettino di cultura, ma quella più importante è quella di un etice, un pochettino più basso, e anche, adesso mi viene da ridere perché Lussazia è un termine indoeuropeo che vuol dire palude, non è che ne stai paludi proprio qua, appena che si formano anche costruiamo città e ne piace. Da Lussazia verso il 1500 a.C., quindi in quella zona particolare, attaccata al Baltico, i Veneti si diffonde e te puoi fare attraverso il nome, il toponimo veneto, anche i nomi di fiumi tipicamente come Glossa Veneta, una diffusione dei Veneti in tutta quanta Europa verso il 1200 a.C. 1200 a.C. ormai tutti gli studiosi, soprattutto quelli di scuola polacca e tedesca, afferma che c'era una coine veneta con i medesimi costumi e i medesimi usi. Ora, è probabile che parlasse anche di lingue leggermente diverse, ma è curioso pensare che noi altri veneti, nel 1200 a.C., eravamo presenti in tutta Europa e davimo una prima mande bianco a quella che c'era la cultura europea. Per quello che attualmente soprattutto i sloveni, anche se sono molto attendibili, però gli dice che noi siamo il primo popolo d'Europa, proprio perché seguendo questa nuova cultura che vasò, potremo affermare a presenza di un popolo con i medesimi elementi culturali e cultuali. Quando che scendemo su, arriviamo a, i veneti primi, che tanti dice che Euganei, badate bene, che somiglia moltissimo a Euganos il termine veneto, cioè degni di lode o invincibili o della buona stirpe, e che quindi Antenore e quegli altri veneti si arrivai qua nel Veneto semplicemente perché sapeva che c'era di amici, cioè conosceva ampiamente che c'era dell'altra gente che c'era rimasta a. Infatti, dal punto di vista archeologico, non si è mai trovato di battaglie tra i veneti e Euganei. E tanto se è vero che noi altri ancora chiamiamo i Colli Euganei, Brusegana, che è il borgo Euganeo, Valsugana, che è Vals Euganea. Quindi che manteniamo il nome di quel popolo che secondo la maggior parte di qualche scrittore non altri dovessimo per scacciare in malo modo. Mi sembra che sia esattamente il successo contrario. Cioè i veneti ritornai là perché c'era presenti, e mica credo, almeno 250 anni prima di quella che è stata la guerra di Troia, che si situa circa nel 1200 a.C., tanto vero che Padova è stata fondata, secondo quello che dice il mito, nel 1185 a.C. Allora, cosa succede? Capite ben presente, no, questo? Perché adesso, quando la gente vi dirà che siamo celti, voi altri dovete dire... Mi deventomato quando mi sento queste robe qua, per il semplice motivo, non perché mi sta scatto i celti, anche se non ho ben motivo, perché quando che Tito Livio parla di Cleonimo dice nell'interminabile guerra contro i celti, perché io dico noi che attentati di invadere, i buoni, stai buoni andare fino in Roma nel 390 e Cobrenno, che senza togliere niente a Fulvio Camillo, sapevi quando che ha detto sapeva storia, no? Che ha bruciato tutto quanto, e ora che ti ho dato tanto oro quando che pesa la mia spada,
a un certo punto metteva a spada, e quanto oro chi metteva a spada non faceva, un romano che ha detto, guarda, secondo me però, perché la bilancia che funziona, e lui che ha detto va ai victis, cioè guai ai vinti. E ora si arriva a Furio Camillo che ha detto non con l'oro ma con il ferro si difende la patria. Senza torre nulla a Furio Camillo, i Veneti che mandà in difesa di Roma 20.000 cavalieri in Gallia Boica dell'Emilia. Polibio lo racconta, Strabone lo racconta. Quindi Furio Camillo che era buono, per carità, a sua importanza, però senza i 20.000 cavalieri veneti che se andai a ridurre la pressione del Brennero su Roma, probabilmente la storia sarebbe cambiata, non so se in bene o in meglio, però insomma è andata così, d'accordo? E i Celti che cominciano ad arrivare nelle nostre zone nel IV secolo, quindi immaginate, siamo nel 1200 a.C., che se tutta quanta sta Europa, che è praticamente venetica, e successive infiltrazioni celtico-germaniche, comincia a fare delle isole di veneticità, cioè comincia ad arrivare questi popoli nuovi che frammenta sta unità veneta formando delle zone particolari che anche in tempi romani c'era chiamata così: la Venedotia, che è il Giuined, la Venetonia, che è la zona del Baltico, la Venetia ed Istria propriamente detta, il lago di Costanza che si chiama Lacus Veneticus, ma questo ormai siamo in epoca storica. Noi altri abbiamo tutte quante queste zone qua dove che ancora che c'è una presenza fortemente veneta e che continua a definirsi veneti soprattutto. Ora, vi sembrava strano che per esempio c'è Macalle, no, Doria sembrava strano che dice, ricordiamo che il druidismo, che tanto si ciancia dai Celti, no, probabilmente non è una religione derivante dai Celti, perché tutto quanto l'elemento culturale dei druidi in realtà appartiene a una cultura che fa a pugni con la cultura celtica. E probabilmente che deriva da un substrato culturale che c'era presente in Francia molto prima dei Celti. È l'unico popolo che poteva essere prima dei Celti, lo dice un celtista, c'era i Veneti. Quindi immaginate che un po' di storia che abbiamo e capire a me rabbia quando che mi sento uno che mi dice sì ma noi siamo Celti. Probabilmente è vero il contrario. Sì, qualche tribù celta che potrebbe definirsi veneta, ma noi siamo molto più antichi dei Veneti e soprattutto non riesco a capire, scusami, dei Celti, perdonami, e soprattutto veramente non riesco a capire sto fascino per le persone per un popolo che è sempre stato sconfitto, che grazie a poi volte da tutti, con un popolo che non ha altri, che siamo sempre stati vittoriosi e siamo ancora vivi e vegeti. Guarda che bisogna veramente farsi del male per voler credere a queste robe qua e continuare a dire, tanto è vero che molte volte quando che parlo uno mi ha detto ieri altro, sempre parlando perché lui diceva siamo Celti e Longobardi, anche i Longobardi che ne parleremo, che mi fa, ma dove sei che arrivavi i Veneti? E mi dico parlare anche della Paflagonia, e lui mi ha detto, ma ti sei più contento di arrivare dall'Asia Minore o di arrivare dal Baltico? Cioè, perdonami. Ma come intelligente anche. E è questo che mi spaventa. Cioè è il fatto di situare nord e sud a quei tempi, ignorando completamente quello che c'era l'invasione indoeuropea, dove che in Anatolia che c'erano indoeuropei, è esattamente stupido come dire che a quel tempo che c'erano i turchi. È evidente che i Veneti che c'era comunque c'era una famiglia indoeuropea, esattamente come i Germani, esattamente come i Celti. Quindi io non posso essere impressionato negativamente per chi devo venire dal Baltico e non vengo invece dall'Anatolia. Questa è proprio una stupidaggine, no? Comunque, sto quadro qua che è di preciso, ormai tutte quante le scuole archeologiche europee afferma che i Veneti sono il primo popolo europeo che dà una sostanziale unità all'Europa in toto. Ma che c'è anche delle altre robe interessanti che qua potremmo tirare fuori dallo studio non solo di indoeuropei, ma di Veneti proprio e dell'Iliade. Avevo detto prima, no? Che Pilemene, che è stato ucciso con i due figli, Antifo e Mestre. Tra l'altro il fatto che fossimo Paflagoni, anche qua che c'è un dubbio, perché allora Pilemene comandava i Paflagoni, era duce di Paflagoni, ma che aveva il figlio Mestle, che era invece duce dei comandante dei Meoni, Lidi. Dire se comandanti i Meoni fa ridere, però i Meoni sei i Lidi. I Lidi chi sei?
Dice qui che dopo darà origine ai proto-vilanoviani, vilanoviani ed etruschi. Ora, quello che avevo detto a voi altri potrà sembrare, sì, vabbè, però che c'è una roba interessante, che ha a che vedere con la scrittura. Vuol dire che i veneti avevano una scrittura particolare, che non c'era il miceneo, lineare A, lineare B, non c'era il fenicio, non c'era il greco, non c'era il latino, c'era una forma del tutto particolare. Veneti in comune con gli etruschi. Fatalità le trovi all'interno di un elemento romanzato dove che Veneti e i vilanoviani e quindi gli etruschi si trova accomunati da una medesima storia, cioè comandanti i veneti, i vieni nella penisola italiana, Venetia e Istria da una parte formano una cultura proto-vilanoviana che è crematrice, non inumatrice, viene fuori i villanoviani che sono e crematori e inumatori, arriva gli etruschi che sono inumatori. Ora, quando chi mi dice che i veneti che accoppiano scrittura dagli etruschi, mi comincia a venire un dubbio. Perché fatalità, un popolo che era accomunato là, o almeno dei comandanti, si trova a arrivare in Italia e fatalità, oltre ai medesimi elementi culturali, e anche a medesima scrittura. Fatalità, un'altra, avviene da Chiusi. Gli dice, Chiusi che è l'unico posto degli etruschi dove chi continuava ad essere crematori e non inumatori. Quindi, volendo girare un pochettino tutto quanto il discorso, siccome gli etruschi sono molto giovani per noi altri veneti, perché l'VIII secolo circa, no? Avanti Cristo, l'epoca in cui nasce Roma, noi altri già sono stati qua dalla bellezza dei 5 secoli. Vi rendete conto che differenza? Sì? Mi scusi se la interrompo. Piacere. Devo sentarmene? Jung, nel secolo scorso, Sì. aveva cominciato a studiare i miti. Sì? Ma mi dica che differenza fa il fuoco veneto dal fuoco dei paesi in Australia, dal fuoco? Perché sto voler farci... I confini non devono esistere nel mondo, posso capire la cultura, ma perché stavi portando tutto un ragionamento su una... vedere i veneti diversi da... La cultura è universale, la civiltà Posso fare un esempio? è universale, mi scusi se la... Ti faccio un esempio molto semplice, l'arco a 12.000 anni, Sì. I veneti cacciavano il cervo Sì. solo con la lancia a cavallo, non usavano l'arco, e tutte le popolazioni attorno avevano l'arco. Perché era una scelta sacra, Sì, ma significa che tracciare un limite, un confine. Sto partecipando per la prima volta nella mia vita a un voler vedere dei confini quando che non... No, ma guarda che il confine... Allora adesso Jung traccia dei confini tra le popolazioni. Sì, certo, non parliamo di confini allora, culturali, ma devi pensare, cioè, signora. No, devi pensare che mi confini sento culturali, perché non è vero che fuori tutte... posto, Non è vero che scusi. tutte culture... Non è vero che tutte culture siano a posto. Sì, no, Dice come io dire... mi sento fuori posto in questa... Mi dispiace partire, ma ogni seme dà una pianta Scusi, diversa. sono anche... Anche il nazista era un seme. Sì. È una cultura. Sì. Non puoi però equipararla in questo momento in altre, giusto? Quindi vuol dire che... Io ho parlato di Jung, il fuoco Sì, che sì, lei sì, ma- adopera, che l'ha adoperato. Ma te parli di Veneti, cosa? Il fuoco del bucciare? No, il mito, io parlo mito, lei sta parlando di cosa? Io dico No, il io fuoco che lei ora mi sono persa. come Veneto mi sta esaltando, lo mette nel calendario, ma anche i primi... A parte che si sta io a mettere nel fuoco il calendario, mi sono di parlare, io non puoi parlare del fuoco. Nel primo... Sì, te mi permetti di rispondere però. Allora, secondo me non tutte le culture sono uguali, a parte che dico parlare di cremazione e devo parlare di inumazione, d'accordo? E non tutti i fuochi sono uguali, non tutte le culture sono identiche, fortunatamente. Ci sono alcune culture che spense avanti. E una volta una signora... Devo andare verso il primato? Sì, perché no? Sì, va bene. Chi sei che ha detto? Cioè, andiamo a fare cosa verso il basso? Pensa che una signora una volta mi ha domandato, ma ti che ti sei così tanto identitario, ti che ti ami così tanto sottoterra? Io me ne passo Veneta, permettimi di continuare. A me che ha detto, ma no, non ti trovi che ti capi una grande possibilità di dire agli altri? Io ho detto, guarda,
sono così tanto impegnato ad amare il mio popolo che non ho tempo po' di altri. Quindi quando mi faccio un'analisi culturale dei veneti, secondo me i romani gli ha portato un'innovazione tecnologica riguardo l'uso delle armi. La legione rispetto a falange opletica. So di dare un dato di fatto. A falange opletica c'era peggio della legione romana. Infatti i romani qui facessero contro quelle falange opletiche e vinceva. Se mi dico che hanno il diritto i romani, che è il diritto che ancora oggi studiamo, so di dire che è un diritto che tutti quanti i popoli occidentali segari fatto. Va bene? Quando che dico che a Carta dei diritti dell'uomo per la prima volta abbiamo assunto che tutti gli uomini sono uguali, o che hanno fatto altri, che si sta frutto della cultura. Io ho fatto i senegalesi, in cui Tino de Siwa è un senegalese, e neanche gli aborigeni, e neanche gli indiani d'America. Quindi mi dice semplicemente dati del fatto che a un certo punto, fortunatamente, appare nella storia di popoli che è un faro di civiltà. E mi onoro di essere uno dei veneti che porta avanti questo faro di civiltà non contro gli altri popoli, ma un gradino più alto. Se mi dico che una cultura rappresentata in questo momento da noi, come potrei dire a Serenissima, se sta migliore di quella turca, non so di dire che odio i turchi, so di dire che ciò che c'era scritto nella Costituzione, che ne era scritta, e nelle leggi veneziane, c'era sicuramente migliore di quella. Ma per lei cosa serve? Di essere un gradino più alto? Consapevolezza. Anch'io sono consapevole. Beh, te ti affetti ti godi, però scusa, io ora mi non sono consapevole. E ora mi non sono consapevole, scusami. Sì, no, siamo su due. Ma non ho capito qual è il problema, cioè dove sei che mi sbagliasse secondo posso te? permettermi, no, C'è la matematica. mi permetto solo di intervenire in questo modo qui. Io interpreto, no, che la signora dice noi siamo tutti uguali, no? Da aborigeno a me no, che differenza c'è? Nessuna. Sono un essere umano io, sono un essere umano, è un essere umano anche lui, no? Quindi siamo uguali, però è vero che come diceva Lazzarini, questa uguaglianza è frutto di una nostra cultura, no? Siamo noi che ci vogliamo identificare uguali a loro, perché l'abbiamo sancito con appunto la Carta dei diritti dell'uomo. Ma loro ce l'hanno questa carta, no? Per loro noi siamo uguali a loro, magari sì, capito, però è giusto porsi che noi siamo migliori degli altri? No, non è che noi siamo per forza migliori, però è saper riconoscere che possiamo aver fatto anche qualcosa di buono, no? Di bello, di grande. Per esempio, sono stato diverse città italiane, no? Sono tutte antiche, di tutta l'Italia, no? Nessuno dice che Veneto è più bello dell'Umbria o delle Marche. Sono tutte belle regioni che hanno una grande storia. Però se io passo e vedo un ponte romano che è ancora su dopo secoli, posso anche dire Madonna, ma sti romani sapevano costruire, magari meglio di questi di adesso, no? Avendo visto magari il ponte Morandi, magari una storia diversa. Però se io vedo un ponte romano che sta ancora su, posso dire che i romani furono dei grandi costruttori, no? Anche con un po' di orgoglio, anche con un po' di simpatia. Ma non sto dicendo un qualcosa di... L'esempio classico che la Cina, che ha una grande cultura, deve fare il diritto quando è il diritto romano. Sì. Nessuno nega che la Cina abbia... No, ma questo non significa però sentirsi meglio per forze superiori, no? Anche se Danilo lo dice, perché in Veneto per anni io mi sono sempre sentito dire che te si Veneto, te si ignorante. Era presente la pubblicità che era, non so, il famoso avvoltoio, che era stupidotto del carosello, e era servetta così. Quanti film è che hanno sempre un po' dipinto il Veneto come il prete un po' lazzarone, oppure la servetta, oppure il film di De Sica, il film di De Sica, anche a prostitute, cioè il Veneto era sempre un po' l'individuo, quindi anche il poter dire no, guardate che noi Veneto non eravamo solo il tipo di persone lì, eravamo anche un qualcosa di altro, no? Comunque quello che si deve dire è semplicemente dei fonti storiche. Dopo se queste qua può offendere l'ospitalità di qualcuno, mi dispiace tanto, ma questo è il fonte storico. Questo è la storia di Veneto, questo si trova scritto in qualsiasi fonte archeologica. E quindi, è vero che c'è una differenza tra il bruciare e l'inumare, che è quello che ho detto, no? Niente di che. E se è vero che siamo parte di un popolo che si è trasversato a 3500 anni. A vedere se questo lo considera meglio o peso, per me è un fatto positivo, perché senza noi altri, secondo me, il mondo sarebbe un poco peso. E siccome che siamo noi altri, perché siamo un faro di civiltà, il mondo è un poco meglio. Non siamo mica obbligati a credere che
puoi tranquillamente dire, perché mi immagino se mi fosse fioi, guarda che in fondo sei tutto uguale. Celti, veneti, tedeschi, siamo uguali. Di cosa vi parlo? E niente, campi di urne, hai uguali annumazione. Celti, con i sacrifici umani, uguali di veneti. I romani che credeva agli dei, erano uguali ai cartaginesi che credeva al dio denaro soprattutto, non è possibile, no? Ringraziando gli dei, a Roma che ha vinto Cartagine, e i primi momenti erano civiltà terribilmente spirituali. Comunque, per ritornare al discorso di prima, facciamo parte di quel tipo di cultura i quali, come che vi ho detto, a un certo punto viene frammentata dall'elemento celtico. La scrittura, come che vi ho detto, arriva, e ne ho sempre detto che deriva dai Etruschi, ma probabilmente a Gera, già di pertinenza di popolazione che arrivava da là, perché nelle ceramiche di Vicca, nel 4000 a.C., fatalità trovare dei simboli, 4000 a.C. devo parlare, di Gera, su 16, 22 identici all'alfabeto etrusco camuno veneto. Una cosa che per esempio noi non riusciamo a capire, è che per gli antichi la scrittura già era sacra, a cominciare a volgarizzarsi, cioè a diventare di patria comune di tutti, verso il VII-VIII secolo in Europa. Prima era soltanto che i sacerdoti che usava. E vi faccio una domanda per farvi vedere questo. Voi altri? Sì? Posso suggerire un'informazione? Mi viene in mente, ha parlato di sacralità della scrittura, Sì? e della comunanza tra l'alfabeto etrusco e l'alfabeto Sì. veneto. C'è qualche collegamento con le rune? E mi fai domanda alla fine, perché altrimenti facciamo un salto di circa 1000 anni. Comunque la domanda se è buona. Allora, se mi faccio una domanda, i romani gli dicono, cacchio, va a costruire tutto quanto ste opere immense, eppure ne conosceva la matematica. Siete sicuri? Perché ne conoscevano la matematica nei numeri, secondo quello che sapevamo, no? Gli scriveva che roba me lo cervello, no? Era difficile fare i conti con quello, eppure noi sapevamo che Pitagora, che aveva già fatto il teorema di Pitagora, gli conosceva i numeri immaginari, gli conosceva il pi greco, a radice quadrata. E se i romani, cioè se i greci conosceva, perché già gli egizi probabilmente che aveva capito il teorema di Pitagora, ma se i greci sapeva, secondo voi altri, i romani non la conosceva? Gli avevo mai pensato? Scuola mi insegna che i romani non avevano numerazione? Ma se i greci la aveva, mi ne dice che il nostro è un numero arabo, e se che parli con un arabo io ti direi che sono numeri indiani? I numeri indiani? Ecco, questo non sapevo. Sì, perché in realtà gli arabi che trovano i numeri ad Alessandria d'Egitto. I greci, che erano molto supponenti, io non ho mai usato che tipo di numerazione ha. E usava le lettere dell'alfabeto come numerologia, alfa 1, beta 2. Quindi che aveva un sistema posizionale, numerale, esattamente come il nostro. Ma se io conoscevo i greci, i romani non lo conosceva. Pensai un attimo. E ora perché scriveva me de cerveau invece che quello? I romani conoscevano perfettamente la matematica greca, ma non si era mai permesso di usare quel numero che era considerato sacro, proprio a livello pitagorico, per definire il numero della casa o definire una data che apparteneva al nefastum, cioè non il fastum, ma qualcosa di diverso. Nella nostra mentalità attuale, terribilmente materialistica, noi siamo convinti invece che erano semplicemente ignoranti che non conoscevano la matematica. Lo zero. Lo zero. Perché i greci non usavano lo zero? Perché ne conosceva? No! Perché per loro c'era un'assurdità dire meno di nulla. Perché tutto quanto l'universo si sviluppava tra 0 più e infinito meno. E quindi la loro matematica non contemplava lo zero perché c'era una matematica atta a descrivere il mondo da un infinito in so a un nulla in più. E però, voi altri nelle scuole, vi che i romani non conoscevano i numeri, ne sapeva la matematica e faceva robe a occhio. No, questa qua che dice una roba grande, focus, o con la c'è di casa, il DVD. Sì, il DVD, in cui gli dicevano che
chi romani faceva strade dritte e interpreta un PH di Oxford, giustamente assentato come sui cosi americani, che fa? I romani facevano strade dritte perché non erano in grado di fare le curve. Sotto me in può ascoltare. E fare acquedotti? No, ma adesso lo capivo perché io conquista il mondo. Cioè mi girava e quindi in qualche maniera per forza ad andare dritto. Beh, su questo vi dico una roba che non c'entra niente. Questo però non lo tengo perché ho rotto. Considera, si parlava tutte le strade portano a Bisanzio e che c'era un famoso dipinto che parlava di appresa a Costantinopoli da parte di Enrico Dandolo nel 1204, no? E cos'è il quadro Adrio?